Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca. È stata travolta da un'auto questa mattina mentre andava al lavoro. È morta così a 48 anni Gabriella Novelli a Sequals, indagato per omicidio stradale un trentenne di Pinzano. Il servizio. È morta andando al lavoro in bicicletta Gabriella Novelli, 48 anni, di Sequals, mamma di due ragazzi di 22 e 20 anni. La tragedia questa mattina intorno alle 8, a pochi metri dalla fabbrica di meccanica di precisione dove era impiegata nella frazione di Lestance. A travolgerla mentre pedalava in sella alla sua bici un uomo di 30 anni di Pinzano al Tagliamento, adesso indagato per omicidio stradale, rimasto illeso sotto shock. L'impatto lungo la provinciale 22 all'altezza dell'incrocio con via dell'Artigianato, un'intersezione molto complessa. La donna è parsa subito gravissima, trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine dove è morta poco dopo. A rilevare l'incidente la polizia stradale di Spilimbergo è intervenuta sul luogo della disgrazia insieme ai vigili del fuoco del distaccamento della città del Mosaico. Un lutto gravissimo per il nostro paese, dice il sindaco Enrico Dorico. Gabriella era molto conosciuta e amata, lascia nel dolore il marito Giancarlo Cescuti, anche lui molto conosciuto per la sua attività di falegname a Sequals, già titolare di una falegnameria. L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia in questo grave momento di dolore. Ancora cronaca: per aggirare l'esame di teoria della patente, un 47enne nigeriano si è fatto sostituire da un cittadino del Togo con un documento contraffatto. A smascherargli gli agenti della polizia stradale di Pordenone che li hanno arrestati. Doveva sostenere l'esame di teoria alla motorizzazione di Pordenone per conseguire la patente B, ma al suo posto ha mandato un amico con il documento contraffatto. Un nigeriano ha cercato di aggirare così l'esame, facendosi sostituire da un cittadino del Togo. Ma la furbata non è sfuggita agli agenti della polizia stradale, che presenti in Borghese stavano effettuando alcuni controlli. Durante le operazioni di registrazione dei candidati, il cittadino extracomunitario ha fornito false generalità all'esaminatore dell'ufficio della motorizzazione. Dai controlli, la carta d'identità, rilasciata dal comune di Parma in corso di validità, è risultata contraffatta ed intestata al cittadino nigeriano, 47enne, reale beneficiario della messa in scena. Sulla parte frontale del documento era stata applicata una pellicola trasparente, con impressa la foto corrispondente al volto di colui che esibiva il documento, perfettamente combaciante con quella originale impressa sulla carta d'identità e corrispondente all'altra persona di colore. L'uomo e il suo complice, che lo attendeva in auto, sono stati arrestati per false attestazioni a pubblico ufficiale e condannati a 1 anno di reclusione con sospensione condizionale della pena dal GIP del Tribunale di Pordenone. Un episodio simile era accaduto a febbraio e non è escluso un legame tra le due vicende. Su questo sono in corso ulteriori indagini. E in vista delle festività pasquali saranno intensificati i controlli a Piancavallo, dove in molti hanno la seconda casa. Per il weekend di Pasqua saranno intensificati i controlli a Piancavallo. Nella località avianese in molti hanno la seconda casa e potranno raggiungerla, ma la sorveglianza su eventuali assembramenti sarà ferrea. Insomma, vietato fare i furbi, a ricordarlo anche l'amministrazione comunale. I controlli sicuramente ci saranno. I nostri concittadini proprietari della seconda casa, ma anche i proprietari che non sono avianesi, ovviamente ne sono tantissimi, fino ad oggi hanno tutto sommato rispettato quelle che sono le direttive e le normative Covid. Ovviamente l'invito da parte dell'amministrazione è quella di evitare tutte quelle situazioni di assembramento, evitare insomma le comitive, ecco, questi possono essere i consigli. Per quanto riguarda i controlli, come dicevo, sicuramente saranno intensificati, ma allo scopo appunto di evitare difficoltà su quelle che sono le situazioni sanitarie, quindi i controlli saranno mirati appunto ad evitare assembramenti, a evitare presenze di persone non autorizzate. Piancavallo, dopo un inverno ricco di neve ma povero di affari per le chiusure degli impianti, guarda con speranza la prossima estate, sperando di ripetere il boom dei turisti dell'anno scorso, e in programma potrebbero esserci nuovi progetti. L'amministrazione comunale unitamente con promotorismo in primis, hanno dato un incarico a un professionista, uno studio di architettura, per rivedere un po' quello che potrebbe essere il Piancavallo da qua ai prossimi 30 anni, diciamo. C'è ancora la possibilità di vedere una spa in Piancavallo? Direi di sì, ecco, questa possibilità ovviamente con degli investimenti che possono essere pubblici o privati, questo non sta a me dirlo, però c'è questa possibilità.
Passiamo ai numeri di oggi sul fronte coronavirus. In Friuli Venezia Giulia su 7.651 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 417 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 3.204 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 227 casi, pari al 7,08%. I decessi registrati sono 16, 2 in più di ieri, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 17 marzo. Nessuno di questi riguarda il Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive restano a quota 82, mentre quelli in altri reparti scendono a 664. Numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha annunciato l'apertura per domani delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid dedicate alla fascia d'età dai 70 ai 74 anni, 75.000 persone in tutta la regione. Le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca partiranno dalla metà di aprile. Le donne contraggono più facilmente il coronavirus ma muoiono meno degli uomini. A spiegare il perché Daniela Pavan, primario di cardiologia degli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Dando uno sguardo ai dati del coronavirus ci si accorge che le donne si ammalano più di frequente degli uomini, ma muoiono di meno. A spiegare questa peculiarità del sesso femminile è Daniela Pavan, primario di cardiologia a San Vito al Tagliamento Spilimbergo, che è intervenuta sul canale YouTube del comune di San Vito, ospitata dal sindaco Antonio Di Bisceglie. 3 i motivi principali della minor mortalità delle donne, sia nei confronti del Covid sia di altre malattie cardiovascolari, come spiegano gli studi di medicina genere correlata. Le donne si ammalano di più ma hanno una mortalità inferiore. La mortalità inferiore è probabilmente legata ad alcuni aspetti. Abitudini di vita. Le donne fumano meno, quindi hanno meno patologie respiratorie croniche. Gli altri 2 aspetti sicuramente interessanti sono legati al tipo di risposta immunitaria nei confronti di un avversario così temibile come il Covid. È un sistema immunitario che risponde meglio, si adatta meglio, riesce a reagire meglio rispetto a quello maschile. C'è poi un aspetto legato alla costellazione ormonale delle donne. La presenza degli estrogeni in qualche modo nella donna giovane aiuta la risposta dell'organismo nei confronti della sfida globale che la malattia rappresenta. Oltre a ciò conta anche la genetica. Inoltre si sta molto studiando sia nell'ambito del Covid, nell'ambito della medicina della patologia cardiovascolare, nell'ambito della medicina in senso lato, la componente genetica. Il fatto che le donne abbiano 2 cromosomi X, i maschi hanno un cromosoma X e un cromosoma Y, uno di questi cromosomi comanda la responsività di un particolare recettore che a livello polmonare e questo contribuisce a guidare la risposta del sistema immunitario e del sistema globale nei confronti del virus. Cambiamo argomento. Incontro istituzionale oggi in municipio a Pordenone tra il sindaco Alessandro Ciriani e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sul tavolo gli investimenti fatti dalla regione sul territorio, dal nuovo ospedale al ponte Meduna alla scuola Lozzer e molto altro. Abbiamo fatto il quadro dei lavori che l'attuale amministrazione comunale ha portato avanti per Pordenone e mi sembra che con il sindaco Ciriani sia stato un netto cambio di passo rispetto al passato. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sempre cercato e continuerà a farlo ascoltando i territori e cercare di andare incontro alle esigenze che i territori esprimono, perché questo vuol dire una crescita per tutta la Regione. Gli importanti investimenti che si sono messi in campo e si metteranno in campo grazie a una stretta collaborazione tra il sindaco e l'amministrazione regionale, penso permetteranno a Pordenone di cambiare totalmente prospettiva, sia dal punto di vista dei servizi ai cittadini, sia dal punto di vista della fruibilità della città. Oltretutto, tengo a sottolineare che ormai Pordenone è diventata da una città dimenticata dalla Regione a una città centrale e fondamentale per lo sviluppo dell'intera regione. Su questo io ci crede il sindaco Ciriani e quando si riesce a fare squadra e camminare insieme i risultati si raggiungono, lo si è visto. Abbiamo ribadito quel concetto fondamentale, cioè siamo passati dalla politica del no che contraddistingueva la precedente amministrazione regionale alla politica del sì che caratterizza il rapporto tra Pordenone e la regione. Questa amministrazione ha potuto contare e può contare ancora sul supporto non solamente politico ideale ma il supporto concreto della regione che si è tramutato in decine di milioni di euro che sono arrivati accanto ai finanziamenti ministeriali ed europei su questa città e ci ha consentito di cambiarla completamente, dai servizi sociali alle strutture culturali, alle strade, alle fognature. Tutti gli interventi che i cittadini ogni giorno possono vedere sono frutto di questo rapporto virtuoso che esiste
tra regione e comune. Soddisfazione da parte della Cimolai per il trasferimento a Trieste della mega nave da crociera della Seabourn Venture. Lo scafo è stato costruito nel cantiere di Porto Nogaro, dove è in fase di realizzazione anche la nave gemella, pronta il prossimo anno. Lo scafo della Seabourn Venture rappresenta il più grande manufatto mai realizzato nei cantieri di San Giorgio di Nogaro e il tutto è stato reso possibile grazie alla professionalità di tecnici, piloti, ormeggiatori e operai specializzati. Questo è il commento soddisfatto dell'azienda pordenonese Cimolai dopo la costruzione e il trasferimento a Trieste, sulla super chiatta Arcalupa, del manufatto Mar 172, lungo circa 170 metri e largo 24. Un sentito ringraziamento e il pensiero della Cimolai, che ha messo a disposizione il video delle operazioni, va a Timariotti per il lavoro svolto insieme, alle capitanerie di porto di San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Trieste, alla Banca di Cividale per il prezioso supporto e naturalmente a Seabourn per la prestigiosa commessa. L'operatore crocieristico ultralusso ha celebrato così un nuovo traguardo nel processo di costruzione della sua prima nave Expedition, firmata da Timariotti con il trasferimento dello scafo della nave a Genova per l'allestimento finale. La nave è già dotata di motori, generatori e principali equipaggiamenti della sala macchine. La stagione inaugurale di Seabourn Venture inizierà in Norvegia nell'inverno 2022 con l'opportunità di vedere l'aurora boreale. La seconda nave Expedition, gemella, ancora da nominare, attualmente in costruzione a San Giorgio di Nogaro, è attesa per la consegna alla fine del 2022. Ognuna porterà 2 sottomarini costruiti su misura, 24 gommoni Zodiac, kayak e un team di esperti di spedizioni. Buone notizie nel settore della metalmeccanica, dove si ricercano 50 figure. Sentiamo. Addetti al service e alle macchine, saldatori, operai generici non specializzati, ma anche ingegneri e persone con lauree tecniche con competenze legate allo sviluppo energetico. Sono queste le figure cercate da numerose aziende del settore della metalmeccanica e che saranno selezionate dall'Agenzia per il Lavoro ADHR Group di Pordenone in occasione del Recruiting Day online del 7 e dell'8 aprile. Nel complesso le assunzioni previste sono 50. Le richieste arrivano da grandi gruppi di prestigio della zona, spiega la DHR Group, che hanno intorno a sé molti subfornitori impegnati nei settori più disparati, dalle grandi costruzioni, la cantieristica e la siderurgia, alla meccanica di precisione, automotive ed elettrodomestico. A trainare la richiesta di personale sono soprattutto settori come quelli legati alla refrigerazione, all'alimentare e al medicale, tutte aziende che hanno bisogno del lavoro del comparto metalmeccanico. Per candidarsi è possibile collegarsi da oggi al sito internet www.adhr.it, cercando poi nella pagina dedicata alle news e agli eventi, scrivendo una mail all'indirizzo pordenone@adhr.it o chiamando il numero 0434 524600. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Elettroshock, condotto da Alessandra Salvatori, che racconterà un po' di storie di imprenditori che si stanno preparando alla Pasqua. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.